Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità di una ragazza irriverente che si avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi e se li conti anche i minuti. È triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo. Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami e diventai procuratore per imboccar la strada che dalle panche di una cattedrale porta alla sagrestia, quindi alla cattedra di un tribunale. Giudice finalmente arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidargli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.